Una regione da scoprire, volando sulle montagne e sul mare, tra città e testimoni antichi di un passato che racconta secoli di storia. Alla ricerca di simboli e tradizioni per conoscere la cultura, i colori e la bellezza della Calabria. All'estremità meridionale della penisola italiana, una tavolozza di colori e di natura si stende negli oltre 15.000 km quadrati della Calabria, una regione di terra e di mare. La sua scoperta inizia lungo la costa tirrenica. Qui si erge l'isola maggiore della regione. È l'isola di Dino, che richiama nel nome la storia di un antico insediamento della Magna Grecia. Dal territorio che confina con la Basilicata, la costa è un susseguirsi di promontori alternati a strisce di sabbia lungo tratti pianeggianti che hanno accolto le moderne località costiere. Ma per riscoprire le tracce del passato più lontano di borghi e paesi, spesso bisogna salire in alto, sulle rocce che in antichità facevano da difesa naturale. Si narra che a San Nicola Arcella giunsero anche gli abitanti dell'attuale Scalea in cerca di asilo. Da oltre 1000 anni, ciò che rimane dei resti del castello normanno domina dall'alto l'abitato moderno e la costa. Sul mare si erge anche il simbolo di Scalea. È la torre difensiva voluta nel Cinquecento dagli spagnoli. La storia di queste coste raggiunte via mare dalle civiltà antiche si legge nel nome stesso dell'antica Cirella, fondata dai Greci sul sito di un insediamento preistorico. Anche qui i resti dell'epoca medievale si ergono su un colle dove un tempo sorgevano il castello e un convento francescano. Ai loro piedi, non lontano dalla costa, l'isolotto di Cirella emerge dal mare con la sua roccia calcarea, che l'acqua e il vento hanno modellato. Con meno di 1 chilometro di perimetro, questo lembo di terra disegna l'orizzonte che fronteggia la città di Diamante. Da borgo di pescatori e di coltivatori, Diamante è oggi una preziosa meta turistica. Preziosa come i muri delle sue case, che accolgono le opere di decine di artisti. Dall'inizio degli anni '80, i murales hanno trasformato i vicoli in corridoi di un museo a cielo aperto, con immagini che spesso rafforzano il legame degli abitanti con il mare.
c'è un altro motivo che fa parlare di Diamante a livello internazionale. Diamante è città del peperoncino come tutti i paesi della Calabria, dove c'è una grande tradizione gastronomica legata al diavolillo. Diciamo che Diamante poi negli ultimi anni è diventata la capitale del peperoncino perché è sede dell'Accademia Italiana del Peperoncino e soprattutto si fa il Festival del Peperoncino. Le radici fra la Calabria e il peperoncino sono molto forti, risalgono proprio all'arrivo del peperoncino in Italia, a bordo delle caravelle di Cristoforo Colombo. Fu subito grande amore fra la Calabria e il peperoncino perché aveva dei piatti poveri a base di erbe, di fagioli, di ceci e queste pietanze potevano essere insaporite dal peperoncino, per cui anche il carattere del calabrese forte si legava molto a questo gusto. Lungo la costa, la scoperta del territorio passa per un altro borgo dalla lunga storia. Costruzioni e ricostruzioni di insediamenti e di fortezze hanno lasciato il segno sul colle che ospita Fiumefreddo Bruzio. Alle sue spalle, attraversando l'entroterra cosentino, si raggiunge il capoluogo del territorio. I rilievi sono il segno di un avvicinamento graduale alle cime più alte della regione, quelle della Sila. A metà strada fra mare e montagne sorse una delle più antiche città della Calabria. Cosenza è l'erede moderna della capitale dei Bruzzi, il popolo italico che governò il territorio prima della conquista romana. Lo sviluppo urbano del dopoguerra ha sostituito i terreni agricoli che facevano da cornice al centro storico della città, cresciuta su 7 colli. Al centro del nucleo antico, la cattedrale ha più di 1000 anni. Intorno i vicoli stretti abbarbicati ai pendii conservano tracce e atmosfere del passato, quando Cosenza era già un importante centro di arte e di cultura. Su tutto domina il Colle Pancrazio, il più alto della città, con la mole del castello normanno Svevolo. Le colline nei dintorni di Cosenza punteggiano il paesaggio con le loro distese di uliveti che più a sud lasciano il posto alla piana di Sant'Eufemia. La terza pianura calabrese per estensione è stata una delle maggiori aree di bonifica della prima metà del Novecento e include anche il territorio di Nicastro. In cima all'abitato si ergono i resti di un altro castello normanno. Più che le battaglie sul controllo del territorio, furono i terremoti a mettere alla prova le strutture della fortezza. Per lo stesso motivo, in epoca barocca, fu necessario ricostruire anche la cattedrale, che oggi ha il volto ottocentesco dell'ultimo rifacimento. Ma qui il passato rivive anche attraverso il recupero dell'arte antica. Noi abbiamo dei ritrovamenti qui sulla piana di Lamezia, l'antica Terina, che risalgono al V e al IV secolo. Le ceramiche lamitine non hanno una tradizione vera e propria, ma
si rifanno a ciò che erano i canoni della Magna Grecia. Quindi vengono estrapolate le forme, ciò che sono i colori, ciò che praticamente sono le incisioni, e vengono riportati nel nostro tempo, riadattandole e dovendole uniformare a ciò che sono le esigenze del nostro tempo. Quindi si parte da ciò che è stato per arrivare a ciò che sarà. La tradizione è un punto di partenza e poi ti apre ad un mondo che è completamente contemporaneo, fantasioso, fantastico, che è la tua fantasia, che è la tua energia che dai su ogni oggetto che vai a realizzare. La contaminazione magno-greca rimane ancora attuale proprio nei materiali. Abbiamo delle ottime argille bianche e delle ottime argille rosse, che sono cariche di ferro e ti permettono praticamente di recuperare quello che poi erano l'antica tecnica magno-greca. Le ceramiche lametine sono un ponte tra passato e presente, un simbolo della valorizzazione delle proprie risorse che spaziano dalla storia all'arte fino alla natura. Ne è un esempio il lago dell'Angitola, un bacino artificiale che oggi rappresenta una delle più importanti zone umide della regione. Lo sbarramento del fiume Angitola separa per pochi chilometri il corso d'acqua dalla sua foce naturale. La chiamano la Costa degli Dei, uno dei tratti più celebri del turismo balneare della Calabria, merito anche delle spettacolari formazioni rocciose che si innalzano lungo il litorale. Il borgo di Pizzo deve il suo nome al Pizzu, lo sperone di tufo sul quale è cresciuto il nucleo abitato. Il castello quattrocentesco è diventato celebre per un episodio di storia dell'Ottocento. Qui i borbonici del Regno di Napoli fucilarono il generale francese Joachino Murat. Le sue sale sono oggi la sede di un museo che riproduce il condottiero e i soldati napoleonici che, sbarcati a Pizzo, andarono incontro alla sconfitta. I documenti dell'epoca raccontano che 5 anni prima della sua morte Murat era passato da Pizzo e aveva donato denaro per la ricostruzione del Duomo di San Giorgio, proprio la chiesa dove sarebbe stato sepolto.